Io sono favorevole e ho sempre una cosa in più, che ci possiamo stare leggermente più sicuri, ecco. Certo che io lo metterei anche al supermercato, anche a fare la spesa, perché al supermercato la gente va, mette le mani dappertutto. Sarebbe giusto che se è obbligatorio dappertutto, ormai è inutile fare delle fasce sì, delle fasce no, lo mettiamo dappertutto e siamo a posto. Ne penso sempre benissimo. La cosa migliore sarebbe che tutti si vaccinassero intanto. Questa è la cosa più importante. E chi non si vaccina va all'ospedale dovrebbe anche pagare. Siamo all'85% e quindi se c'è bisogno di pagare qualcosa lo devono pagare chi non rispetta le leggi. Se ci vacciniamo tutti ne usciremo prima. Io vi dico soltanto che sono un sanitario. E non ne può più. Non ne posso più, basta, sono esaurita. Con unanime di sì per i cittadini che vedono con favore l'introduzione dal 1° febbraio del Green Pass base anche per accedere a uffici pubblici, negozi e centri commerciali, diverso il punto di vista degli esercenti. Per il momento non abbiamo ancora indicazioni dall'azienda e sicuramente ce le daranno a breve, però secondo me sarà ancora più difficile, che già c'è pochissima gente e i saldi quest'anno sono un po' più rallentati rispetto agli altri anni, quindi vediamo, non lo so. Già voi comunque controllate la temperatura all'ingresso, controllate l'igienizzazione. Sì, noi controlliamo tutto, abbiamo i nostri gel, la temperatura la prendiamo, però tante a volte non si disinfettano neanche. Signora, la sua è una fioreria, sarà necessario anche qui esibire il Green Pass per entrare? Io al momento non lo credo, non sia indispensabile anche perché il cliente rimane qui 5 minuti, 10 finché sceglie l'omaggio floreale e dopo se ne va. Al massimo saranno 15 minuti quando scrive il biglietto che la eseguiamo noi, dunque non credo. Comunque sarebbe un problema perché il negozio è piccolo, siamo in 8 solo noi, signora, spero proprio non venga attuato. E se no ci adatteremo. Il cliente comunque fa fatica a attendere fuori. Fiducia in tempi migliori arriva da questo segno di speranza. Un mazzo di fiori bianchi e azzurri con la spiga buona fortuna per festeggiare l'arrivo al mondo del piccolo Nicolò.